Domenica mattina siamo in quel di Belluno, anzi Cavarzano. Perché abbiamo lasciato la macchina lì, speriamo bene, incrociamo le dita di non trovare casini alla macchina, sulla macchina. Strisci, sbattimenti vari. Speriamo bene. Perché tutta la gente ha pensato bene di parcheggiare dove volevo parcheggiare io. E quindi non c'era posto. E allora niente, ci facciamo la passeggiata da Cavarzano a Belluno Centro, perché oggi c'è la fiera di San Martino e quindi andiamo a questa fiera. E non ho preso gli occhiali da sole, strano. Buongiorno cipponi. Il ponte degli Alpini. Bello parcheggiare sotto il ponte. Profumo di fiera. Siamo un secondo fermi dove Clio ha fatto la foto un po', cos'è, la settimana scorsa che era qua a Belluno, non mi ricordo. Clio Makeup. Ed adesso c'è un'arietta fresca, c'è velato tutto il cielo. Ci manca tutta una parte di fiera. C'è tanta gente, ma questa fiera è sempre piena di gente. E boh, dai. Come sentite, mezzogiorno, quindi tra un po' mangeremo anche qualcosina, ma non qua in centro, all'inizio, dove siamo passati all'inizio. Là ci sono tanti tavoli, saranno tutti pieni. Quindi invito, se voglio fare in questa piazza, dato che sono nessuno di Frittella, mi fa benissimo la frittella, tanto è domenica. Mia mamma ha deciso di togliere i fiori. Ciao Leonessa! Ciao piccola Leonessa! Ciao bellissima! Guarda che vedi bella! Mamma mia che bella Leonessa! Leonessa! Simon! Ma cosa fai qua? Io ti aspettavo a casa, Simon! Cosa fai qui? Ma tu sei tutta matta! Simon! Bravissima! Guarda che c'è Leonessa, Simon! Vai a trovarla! Salutala! E Leonessa Simon, lei? Sì. Beh, Simon! Sei proprio pestifera, Simon! Sì! Brava! Andiamo, piccola Simon! Io volevo darti la pappa giù a casa, invece mangi qua oggi, va bene? Fai come vuoi, vagabonda. Peppe, cosa stai facendo? Guarda la tenda. Peppe. Cosa c'è? Sei uno stress. C'è anche Pippo. Oltre a questi calendari che vi avevo già fatto vedere, si sono aggiunti altri due calendari. Questo che è di gioiellini, che è anche un po' già aperto, anche qua su si è rotto, qui è già un po' aperta, vabbè, questo ha dei gioiellini, orecchini, eccetera. E questo è quello della Lipton. Ci sono praticamente 48 bustine di infusi di tè aromatizzati a qualcosa. Quindi se ne sono aggiunti due. Credo che per quest'anno
siamo a posto, no? Vogliamo parlare dell'alba di oggi. Neve fresca. Ma salve, giovedì pomeriggio. Allora, tiro fuori uno yogurt di questi, senza lattosio, però non magro, perché volevo fare lo yogurt, ma ne tiro fuori uno che deve essere a temperatura ambiente. Così stasera alle 8 preparo lo yogurt. Non ve l'ho mai fatto vedere. Forse non ve l'ho neanche mai detto che ho comprato la yogurtiera. L'ho comprata ancora durante l'estate, quindi è da un po' in realtà che ce l'ho. Comunque, tiro fuori lo yogurt che così intanto si scalda. E magari vi farò un video sulla yogurtiera. Può interessarvi? Sì, secondo me sì. Ho preso questo calendario dell'avvento di Pucca, sono infusi, tisane, e l'ho preso per una mia amica come regalo, ma non so se la vedrò in tempo, però insomma io gliel'ho preso e sono sicura che le piacerà molto perché lei in questo periodo va matta per queste cose. E poi gli ho preso anche un'altra cosa che ho preso anche a un'altra persona. E ho preso questo set, cioè la tazza, che è anche bella grande, con i marshmallow, quelli piccolini, e la cioccolata calda con la baby frustina. Ho preso questo set, l'ho preso a 2 persone perché sono sicura che piacerà e quindi l'ho comprato a tutte e 2 queste persone e sarà come piccolo pensiero di Natale.